In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario del 20 aprile 2026. Il PIL siciliano cresce più di quello italiano. Il PIL della Sicilia supera del 9,3 i livelli pre-Covid, risultato che dimostra che la Sicilia cresce con una velocità maggiore di quella di tutto il Mezzogiorno e anche dell'Italia, della Spagna, della Germania e della Francia. Lo si rileva dall'incontro tenuto a Palermo da BNL e BNP Paribas. Il PIL della Sicilia incide per il 5,1 di quello italiano. L'economia dell'isola resta però fortemente sbilanciata sui servizi che coprono l'80% del valore aggiunto totale. L'ipocrisia dei simboli scomparsi del centrosinistra. Ti appoggiamo ma ci vergogniamo, questa sembra l'ipocrisia della sinistra Enne ad Agrigento. A Enne il candidato della sinistra è Mirello Crisafulli, ex senatore, certo non rappresentante del rinnovamento. E allora il PD e il Movimento 5 Stelle fanno le liste ma non concedono il simbolo. Ad Agrigento fanno la stessa cosa i 5 Stelle con il candidato Michele Sodano. Lo sostengono con una lista ma senza simbolo. Spiegarlo non sarà facile. Agrigento si spacca il centrodestra. Il centrodestra che ha raggiunto l'unità negli altri 2 capoluoghi che vanno al voto, Messina ed Enna, non è riuscito a conseguirla ad Agrigento a causa delle defezioni della Lega e della Democrazia Cristiana. Fratelli d'Italia, Forza Italia, MPA e UDC hanno raggiunto l'intesa sul nome dell'avvocato Dino Alonge, espressione dell'impegno civico. La Lega e la Democrazia Cristiana hanno però rifiutato l'accordo e candidato l'ex assessore regionale Luigi Gentile. La Vardera e gli interventi a strascico. One Man Party, il partito di un solo uomo e gli altri solo seguaci. Sembra questo l'obiettivo di Ismaele Lavardera, leader di Controcorrente, movimento da lui fondato. Interviene su tutto e si è già candidato alla presidenza della regione. Fa errori clamorosi ma sembra non interessarsene. L'obiettivo è costruire un mito e farsi appoggiare dalla sinistra, come riuscì a Crocetta, al quale appare molto simile e come lui può diventare una pesante delusione. 25enne di Favara ucciso a Pavia. Un ragazzo di 25 anni di Favara è stato assassinato ieri notte all'interno di un posteggio a Pavia dove era residente per lavoro. È stato ferito al collo con un oggetto simile ad un punteruolo, con lui ferito all'addome un suo amico. Accompagnato in ospedale non c'è stato nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressione sia stata preceduta da una discussione in un locale con un gruppo di giovani. Lutto cittadino a Favara. Dimissioni di Scarpinato da commissione antimafia? Fare parte, come fa il senatore Roberto Scarpinato dei 5 Stelle, della commissione parlamentare antimafia, chiamata a discutere anche di fatti dei quali è stato protagonista, non sarà vietato, ma appare comunque quantomeno inopportuno. Parlare poi al telefono di un'audizione con chi deve essere audito appare allo stesso modo altamente inopportuno. Dimettersi dalla commissione apparirebbe invece scelta davvero opportuna. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana.